L'associazione unita all'associazione di interpreti di cinema audiovisivo e di spettacolo dal vivo, di prosa, di cui sono presidente, ha lanciato questa iniziativa Facciamo luce sul teatro, come dice appunto il nome stesso dell'iniziativa, per riportare l'attenzione, la luce, i riflettori accesi sul teatro, sulla parola teatro, perché i teatri sono luoghi che svolgono una funzione fondamentale, essenziale all'interno della società civile, nutrono la comunità e la loro chiusura ormai da un anno fa sentire, si sente e ci rattrista tantissimo, sia come lavoratori dello spettacolo che come spettatori. Per cui è importante ricominciare a parlare di una possibile apertura che sappiamo benissimo non potrà avvenire domani, ma deve essere programmata. Noi chiediamo che appunto venga programmata una riapertura, si inizi a pensare a una riapertura e quindi anche a tutte le misure di sicurezza e ai protocolli che saranno necessari per far sì che questo possa accadere, ovviamente si spera il prima possibile.